Ciao amici telespettatori, benvenuti, siamo nella rubrica dei cuori solitari e questa sera vi voglio presentare una persona praticamente che si era presentata già a Stranamuro Siciliano nella rubrica dei cuori solitari diverso tempo fa. Buonasera, lei si chiama? Buonasera, Michele Luppino. Michele Luppino. Quanti anni c'ha? 79 ne fare però. 79 anni, complimenti innanzitutto per la sua età grazie, perché non li dimostra completamente. No, Ascolti, lei si era presentato da noi circa 5-6 mesi fa. Nell'inverno. E come mai non è riuscito a trovare ancora la sua anima gemella? No, ce ne sono presentate tante, però dovevo trasferirmi io. Esatto. E io ho casa e Logico. quindi... Lei una volta che è ambientato, perché lei è di Campobello di Mazzara, giusto? Sì, Campobello di Mazzara. Io ho casa nel paese, la casa al mare, quindi a me non mi conviene spostarmi. Certo. Mi conviene qualche persona che si sposta a casa mia. Certo. Questo è il motivo. È logico. E quindi ha pensato di ripresentarsi per un eventuale... Anche come badante, Esatto. badante. Sì, Certo. ce l'ho a casa, possibilmente se hanno difficoltà a sopravvivere io posso anche darci l'alimento. Certo. E quindi più di questo che cosa devo fare? Certo. Quindi non vorrei andare nelle romene per dare 500 euro al mese per poi per fare che cosa? Che cosa? Meglio una di noi. Certo, Esatto. certo, la preferenza sta sempre uno di Certo. noi. Ascolti, lei è vedovo mi pare. Sì, Da quanto tempo? da 2 anni. Lei è vedovo da 2 anni. Sì, addirittura la solitudine mi sta distruggendo, a dire la verità. No, ma lei non si deve distruggere. Lei deve resistere perché prima o poi l'anima gemella la troviamo tutti, è questione di tempo. Vabbè, siccome... È questione di avere pazienza. Lo so, la pazienza delle E volte. verrà anche io il suo turno. mi svago perché ho hobby, addirittura ho terrene, mi svago perché ho le vete, cose, e mi svago lì a tirare avanti questo le vete, alla raccolta prendo un poco di operai al giro di 15 giorni per ritirare tutto. Certo. Questa è la mia attività. Va bene, parliamo dell'anima gemella. Parliamo... Che genere di donna praticamente lei va a cercare? Una donna. Intanto parliamo dell'età. Certo, ma anche poi per 70-75 anni non ha importanza questo. Non ha importanza. Esatto. Quindi l'importante non è l'età, l'importante praticamente è come si presenta. Perfetto. Perché alle volte si incontra una persona magari che è come lei, che abbia anche 80 anni, 75 anni, ma che però non li dimostra. Perfetto. O come alle volte si potrebbe incontrare una persona addirittura che avrei un po' di voglia di stimolarmi a uscire, a divertirci, questo. Cioè, perché lei ancora ama la vita, ama godersi la vita, è giusto. Come no? Perché lei non si sente anziano, non si sente completamente, diciamo, vecchio, lei si sente ancora giovane dentro, ma è così, è così. Mi sento che addirittura sul lavoro ci sono ragazzi che sono le 30 anni che non sanno fare quanto faccio io ancora. Certo. Quindi che cosa dico di più di questo? Io comunque le rinnovo i miei complimenti perché ripeto, lei completamente 79 anni non li dimostra completamente. No, ma più di 70 non me ne fanno. Ma 70 neanche gli darei sinceramente. Io gli darei al massimo 67, 66 lì, almeno guardandolo così. Sì. Anche poi vedo anche che lei è una persona abbastanza, anche, cioè, si presenta bene anche come ragionamento. Perché è importante anche questo. Ancora me la cavo. Ancora me la cavo. Va bene, ha detto si chiama Michele, giusto? Sì, Michele. Va bene. E mi dica, signor Michele, hobby ne ha? Lei ha la patente? Sì. Ha pure la macchina? Dai, due macchine. Guida la macchina tranquillamente. Tranquillamente, come se non la fosse. Incredibile. Vabbè, quali sono i suoi hobby? I miei hobby sono, come ho detto, custodirmi la campagna e quindi amassi anche il divertimento, però... Le piace ballare, signor Michele? No, da quando mi sono sposato che ho smesso di ballare, la compagna mia non era portata al ballo e ho perso anche l'abitudine. Esatto. Però la musica le piace? Come ascoltare la musica? Cavolo. Guardare la televisione, magari un bel film, un bel programma? Tutto. Lei Stranamuro Siciliano se l'ha sempre seguito? Dalla prima volta, le piace? Sì. Però quello che non condivido che trasmettete solo su una rete, su una emittente. Purtroppo per il momento ci dobbiamo limitare. Si sa, noi cominciamo, come dire, sempre così, si comincia dal piccolo. Speriamo poi in futuro naturalmente di allargare l'emittente. Praticamente abbiamo molto audience, le persone ci vogliono bene, ci seguono, le persone come lei. E se si allarga trasmessa su diverse emittenti, le questioni cambiano. I frutti saranno migliori. Logico.
Va bene, signor Michele. Amiche telespettatrici, abbiamo conosciuto il signor Michele, una persona arzilla come vedete e soprattutto simpatica, simpaticone, che cerca la sua anima gemella. Che età dovrebbe avere, signor Michele? Partiamo da una base, perché il massimo l'abbiamo detto, da una base, praticamente dalle 70-75. anche 65 anni, perché Anche 65, non è importante. Vabbè, Non è importante. se c'è una persona fra voi, amiche telespettatrici, dai 65 anni a salire, anche 75 anni, e può contattare il signor Michele telefonando ai suoi numeri telefonici che state vedendo in sovraimpressione. Il signor Michele è qui, cerca una donna per sistemarsi, perché ancora ama la vita, è una persona che praticamente si vuole godere la vita, perché 80 anni praticamente sono solo sulla carta scritti. Come vedete di presenza non ci sono, per cui amiche telespettatrici fatevi sentire, telefonate, giusto signor Michele? Bene amici telespettatori, abbiamo visto il signor Michele è in cerca dell'anima gemella, è in cerca di una donna praticamente per continuare a godersi la vita, perché il signor Michele non si sente anziano, si sente ancora giovane, per cui ha intenzione di godersi la vita. 80 anni non sono niente amici telespettatori, 80 anni è solo scritto sulla carta, giusto signor Michele? Sì, sulla carta sono scritti. Per cui per quelle di voi che vogliono contattare il signor Michele Lupino possono farlo direttamente chiamando al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione, ok? Chiamate perché il signor Michele aspetta, va bene? Ok, per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta anche il signor Lupino. Ciao amici, a dopo.